Sessantunesima edizione della Coppa Giancarlo Bonecchi, sesta Coppa Morello Bonecchi, quinto Memorial Moreno Luchi e terza Coppa Giulio Stefanelli. Gentili appassionati di ciclismo, le immagini vi giungono da Traversagna per questa classica del ciclismo riservata alla categoria allievi. Una classica ormai che è entrata di diritto nella storia della categoria allievi, una classica che quest'anno soffre un calendario non proprio di rispetto verso una corsa con un'età di 61 anni, con una storia di 61 anni alle spalle. Infatti quest'oggi ci sono ben 3 gare in Toscana, questo ovviamente penalizza il numero dei partenti che comunque vada sono stati ben 55. Prima della partenza un doveroso saluto a Giancarlo Bonecchi, a Morello Bonecchi, a Moreno Luchi e a Giulio Stefanelli, a coloro a cui è intitolata a questa manifestazione. Sono proprio gli atleti che tra qualche istante vedremo impegnati nella corsa a portare il saluto a coloro che hanno fatto il ciclismo a Traversagna, a coloro che hanno portato anche la Coppa Giancarlo Bonecchi ai livelli a cui la possiamo trovare oggi, uno fra tutti proprio Moreno Luchi. Vi dicevo, un calendario non proprio invitante per quanto riguarda questa corsa, infatti penalizzata dalla concomitanza con altre 2 gare in Toscana, penalizzata anche da un calendario interregionale non particolarmente felice, con gare in Liguria, in Emilia Romagna, nelle Marche e in Campania. Questo è sicuramente un appello che rivolgiamo alla struttura tecnica regionale quando si trova a fare in sede di calendari di ovviamente tener conto sia della anzianità di una corsa. Qui 61 anni non sono una barzelletta, sono tanti gli anni che questa Coppa Giancarlo Bonecchi ininterrottamente viene svolta qui a Traversagna, e poi anche di andare a valutare attentamente quali sono le gare presenti nel calendario delle regioni che si trovano confinanti con la Toscana. Siamo in fase di misurazione di rapporti, vi dicevo 55 gli atleti al via in rappresentanza del gruppo sportivo Pozzarello, del Veloclub Società Ciclistica Empoli, del team Val di Nievole, della Toscogas di Chiasanuovo Zanese, della Ciclistica Figlinese, della Mileluci Ciclismo, del gruppo ciclistico romagnano, dell'Unione Ciclistica Empolese, della PAD Pozzarello Club 2000, del gruppo sportivo Iperfinish, la Ciclistica Mobilieri Ponzacco, la Carube Progetto Giovani, la TAV Bertolucci e Coluccini ed il Veloclub Seano One. Queste le formazioni al via. Intanto partiti gli atleti lasciano la zona di Traversagna. Io ne approfitto per ricordarvi un po' la storia di questa manifestazione. Basta dare uno sguardo all'albo d'oro di questa prestigiosa gara riservata alla categoria allievi. Nel 52 la prima edizione fu vinta da Franco Giorgi dell'Unione Sportiva Pignone di Firenze. Poi via via tanti successi negli ultimi anni, da ricordare nella passata edizione la vittoria di Federico Cavallini davanti a Francesco Mancini e Manuel Pesci. Poi Francesco Marchini vinse qui con la maglia di campione toscano nel 2010, nel 2009 il successo di Federico Felloni, nel 2008 la vittoria di Dario Ceccanti, nel 2007 Matteo Draperi vinse la 56esima Coppa Bonecchi, e poi scorrendo l'albo d'oro troviamo nel 2005 il successo del corridore adesso professionista Elia Favilli, militava nell'Unione Ciclistica Donoratico, vinse in quell'occasione davanti a Francesco Tarabella e Manuel Daddio. Scorrendo ancora l'ordine di arrivo si arriva al 2001, quando a vincere fu un altro professionista, Valerio Agnoli, correva con il gruppo sportivo Borgonuovo Miglior di Fiuggi, adesso corre nella Liquigas Cannondale. Quindi vi dicevo proprio un albo d'oro tra i più prestigiosi in terra toscana e non solo. Risalendo ancora tra i vincitori illustri di questa manifestazione si trovano tanti altri nomi. Davvero una corsa con una storia
vera alle spalle. Noi intanto passiamo alla fase agonistica della gara, 5 km di gara percorsi. Come vedete stanno provando vari atleti ad evadere dal gruppo, è un terzetto che si porta al comando. Intanto arriva anche il cambio ruota di Cicli Masotti. Vi dicevo, un terzetto formato dal numero 43 Giuseppe Mauriello del gruppo sportivo Iperfinish. Il numero 34 è invece Samuel Augusti della Unione Ciclistica Empolese. Il 46 si tratta di Gianluca Grimaldi della Ciclistica Mobilieri di Ponzacco. Fanno buona guardia sulla testa del gruppo le maglie dell'Unione Ciclistica Empolese e del gruppo sportivo Iperfinish, che ovviamente proteggono gli atleti che si trovano al comando. Andiamo ad analizzare il percorso di questa classica per la categoria allievi, un percorso esigente, un percorso che vive nella salita verso il colle di Buggiano, che sarà affrontata per 2 volte. La prima dopo praticamente i primi 2 giri pianeggianti, poi ancora un giro pianeggiante, l'ultima ascesa, il ritorno a Traversagna, ancora un giro di pianura e l'arrivo a Traversagna. Allora, le immagini, siamo al 18° chilometro di gara. I tre hanno un vantaggio di 1 minuto e 40 nei confronti del gruppo. Eccoli qua inquadrati. Vi ricordo ancora una volta i corridori che troviamo al comando. Adesso abbiamo modo di vederli più da vicino. Allora, con le immagini, il corridore che vediamo adesso inquadrato, Unione Ciclistica Empolese Birindelli, il dorsale di gara è il 34 e Samuel Augusti. Poi arriva con la maglia dell'Iperfinish il dorsale di gara numero 43, adesso a fare il comando si tratta di Giuseppe Mauriello. Eccolo qua l'atleta del gruppo sportivo Iperfinish. In ultima ruota in questo istante la maglia della Mobilieri di Ponzacco, Gianluca Grimaldi, e dorsale di gara numero 46. Il gruppo accusa un ritardo di 1 minuto e 40 nei confronti del plotone, gruppo che è pilotato dal dorsale di gara numero 58 Daniele Vario della TAV Bertolucci e Coluccini. Poi le maglie della Mobilieri Ponzacco a fare da stopper nel tentativo di inseguimento del terzetto al comando, e poi via via tutto il plotone con Giannelli nelle primissime posizioni, con Morale che è il leader della challenge Piero Frosini, in cui è inserita questa manifestazione. Prime rampe verso la prima ascesa della salita verso il colle di Buggiano, perde leggermente contatto Gianluca Grimaldi. Io ne approfitto per ricordarvi la direzione di corsa a cura di Zampino e Viscusi, il presidente di giuria è Galgani, il componente è Viola Tofani, il giudice d'arrivo è Macchi. Le staffette sono a cura del gruppo motociclisti pistoiesi, che cura per l'appunto il servizio di scorta tecnica. Intanto, tratto in salita, prova a forzare i tempi. Bella l'azione di Samuel Augusti della Unione Ciclistica Empolese, non molla 1 metro però con il dorsale di gara numero 43 Giuseppe Mauriello del gruppo sportivo Iperfinish. E adesso un po' in difficoltà l'atleta della formazione fiorentina, mentre ha perso decisamente contatto Gianluca Grimaldi della Mobilieri di Ponzacco. Tratto impegnativo questo, il primo verso il colle di Buggiano. Salutiamo anche Fabrizio Falconcini del servizio dell'informazione in corsa. Arriva il gruppo che ha guadagnato abbastanza con le maglie del Romagnano, gruppo a 38 secondi, il dorsale 30 a fare l'andatura è Gabriele Ricci. Poi vediamo Morale nelle prime posizioni, Giannelli, abbiamo visto Colonna, via via tutti gli altri più attesi a questa manifestazione, più attesi verso il successo nella Coppa Giancarlo Bonechi. Intanto è stato raggiunto il corridore della Mobilieri di Ponzacco, tratto impegnativo questo con Corrado Calafiore nelle primissime posizioni. Poi qui vediamo Salvatore Morale, vincitore della Coppa Rinascita a Monsummano. Il numero 1 è Yuri Colonna, che è lì in seconda posizione alla ruota di Ricci. Poi ancora maglie del gruppo sportivo Iperfinish nelle primissime posizioni del plotone. Colonna in seconda ruota, mentre Ricci ancora a fare l'andatura. Bella l'azione del corridore massese della formazione Romagnano. Come vedete il gruppo si è allungato notevolmente in questo tratto di salita. Vedremo
poi cosa succederà in seguito, perché ricordiamoci che questa è appena la prima scalata verso il Colle di Buggiano. Noi risaliamo, ha perso contatto adesso Giuseppe Mauriello, quindi vuol dire che è rimasto solo in testa alla corsa Samuel Augusti. E notate la difficoltà di questo tratto di salita, nonostante stia salendo davvero molto bene l'atleta dell'Unione Ciclistica Empolese, sta faticando non poco. Questo è il tratto conclusivo proprio in vista dello scollinamento del pezzo duro, poi seguirà un tratto in falso piano per arrivare a Massa, però questo è sicuramente il tratto più impegnativo, quello verso il Colle di Buggiano. Guardate davvero la fatica di questo atleta, nonostante tutto mani basse sul manubrio in questo tratto particolarmente impegnativo, anticipato da Fabrizio Falconcini, Moto Informazione in Corsa. Adesso sembra pagare un po' la fatica Samuel Augusti, prova a resistere. Siamo ormai in vista dello scollinamento già avvenuto al Colle di Buggiano, quindi tratto più impegnativo della salita che è stato concluso, però il gruppo si è avvicinato notevolmente in questo frangente, quindi Samuel Augusti è ancora al comando, però sta per essere raggiunto dal plotone. Ecco il plotone che arriva, come vedete si è notevolmente selezionato, ancora Ricci a fare l'andatura in testa al gruppo. Le posizioni sono quelle che avevamo trovato all'inizio in salita, con Ricci in testa, Colonna in seconda posizione. Alla ruota di colonna abbiamo visto Giannelli, intanto viene raggiunto Samuel Augusti. Bella la prova del corridore del gruppo Unione Ciclistica Empolese, ma l'azione del romagnano in salita ha davvero rimescolato le carte. Il gruppo è quindi tornato compatto. Io ne approfitto di questo tratto che anticipa la discesa per ricordarvi alcuni dei partner dell'organizzazione: Copper Pit, coperture metalliche industriali e civili, autocarrozzeria M2, e poi ancora bar gelateria pizzeria Titabet, ed ancora, sfogliando coloro che sostengono questa manifestazione, troviamo l'Iperfrigola, Mac Olive, prodotti alimentari, la Big Mat, consigli professionali e materiali edili, la Vepigraph serigrafia, la autocarrozzeria Autofficina alla Borra, il fustellificio New Style, la Thermoblock SNC manufatti in cemento, l'agriturismo di Croci, frantoio di Croci. Intanto stiamo per giungere a Massa con il gruppo che adesso sta procedendo in discesa: Divi Parrucchieri largo la Pira 1 a Traversagna, Mobil Pesca Surgelati ad Alto Pascio, la Barzottini e Checchi SRL a Borgo a Buggiano, la Calligan Acqua Quotidiana, l'autofficina Romani Marcello a Massa e Cozzile, il bar pizzeria Bruceto a Massa e Cozzile, la LM tipografia a Pieve Agnievole, e poi davvero tanti: Paolo Fornaciari gelateria Ultimo Chilometro. Davvero tanti partner a fianco dell'organizzazione, ma noi torniamo in gara, torniamo in corsa, senza aver ricordato anche il contributo del prosciuttificio Val di Nievoli, del Lido Le Panteraie Disco Club Ristorante, dell'Agraria di Vita SRL Giardinaggio e via via tutti gli altri. Davvero un applauso va rivolto agli organizzatori, ai volontari e a tutti i partner che sostengono l'organizzazione. E concludiamo la lista di coloro che danno un supporto alla Unione Sportiva Giancarlo Bonecchi con vernici veri in legno e la calzaturificio G. Bini. Ma apprestiamoci a vivere l'epilogo, la parte centrale e conclusiva di questa 61esima Coppa Giancarlo Bonecchi. Intanto siamo tornati in pianura, già superato l'abitato di Traversagna, e stiamo affrontando il giro pianeggiante che caratterizza quindi l'intermezzo tra le due ascese al Colle di Buggiano. A questo punto la situazione diventa importante da gestire, anche perché adesso ci saranno alcuni tentativi di allungo. Ci prova Francesco Biondi della Mille Luci subito a ricucire un atleta del gruppo ciclistico romagnano. Il gruppo è forte di una dozzina di unità, il gruppo degli uomini al comando.
Lasciamo sfilare questa testa della corsa, un drappello con tutti i migliori. Noi lo risaliamo, vediamo Salvatore Morale che è il leader della Challenge Piero Frosini. Qui troviamo Nico Colonna e poi ancora troviamo Emanuele Scardigli, Giannelli, risaliamo ancora e troviamo con il 61 Brunetti del Veloclub Seano One. Poi ancora in questo terzetto con Fiaschi, Biondi, gli atleti che si trovano adesso a fare l'andatura in testa alla corsa. Sono due ragazzi al primo anno nella categoria allievi. Eccolo qua Francesco Biondi della Mille Luci Ciclismo, si voltano per controllare, il gruppo lascia pochissimo spazio. Siamo adesso al chilometro 40 di gara, il tentativo di allungo di Tommaso Fiaschi, corridore al primo anno nella categoria del gruppo sportivo Iperfinish, lo scorso anno vincitore di innumerevoli manifestazioni, tra cui spicca sicuramente il successo nella Coppa di Sera, antipasto riservato alla categoria esordienti della più celebre Coppa d'Oro, che si disputa proprio il giorno prima della gara che ha reso famoso nel mondo del ciclismo il paese di Borgo Valsugana. Bella l'azione di Tommaso Fiaschi, ottimo passista, veloce, che si difende davvero bene in salita, un atleta che davvero riesce a dare il meglio su tanti terreni. A 15 secondi troviamo Diego Lombrichi del Veloclub Seano One, che sta inseguendo, ma non ci sembra avere lo spirito giusto per riuscire a portare a termine l'inseguimento. Comunque ci sta provando, sembrava decisamente migliore la pedalata di Fiaschi. Buona comunque l'azione in questo tratto in leggera discesa, riesce a rilanciare un po' la bicicletta, pedala molto agile l'atleta del Veloclub Seano One, che accusa un ritardo di 15 secondi da Tommaso Fiaschi, che si trova al comando. A 20 secondi troviamo il gruppo e ancora gli atleti del gruppo ciclistico romagnano in testa, con Colonna che non se la sente di collaborare in seconda posizione. Poi un tentativo di allungo adesso di un atleta della, ci sembra la maglia dell'Unione Ciclistica Dono Figlinese, scusate, con il numero 18 è Vincenzo Albanese, che prova ad allungare ma non riesce questo scatto a portare una giusta selezione. Adesso ci prova ancora un atleta del gruppo ciclistico romagnano, è Daniel Savini, eccolo qua inquadrato, formazione davvero a 360 gradi quella del romagnano, ancora tanti atleti nel gruppo che insegue i due al comando e davvero ci stanno provando alla grande gli atleti diretti da Matteo Berti nel tentativo di annullare il tentativo di fuga di Tommaso Fiaschi, che diventa a questo punto interessante, essendo ormai ad una ventina di chilometri dalla conclusione e ormai tutti conoscono le doti del corridore del gruppo sportivo Iperfinish. Non è un corridore a cui si può lasciare molto spazio in queste fasi di gara. Intanto Savini si è riportato sul corridore del Veloclub Seano One Lombrichi. Il gruppo è pilotato ancora da Colonna, che a questo punto si incarica lui di fare l'andatura. Gabriele Giannelli ovviamente non collabora, dà una mano invece Salvatore Morale, lo riconosciamo con la maglia di leader della Challenge Piero Frosini. Questi quindi sono gli atleti nel gruppo, arriva anche Albanese, poi la volta di Biondi, eccolo qua l'atleta della Polisportiva Mille Luci, poi le maglie del Veloclub Seano One e ancora quelle del Pozzarello. Il gruppo che insegue praticamente il fuggitivo solitario al comando, Tommaso Fiaschi. Tommaso Fiaschi che nel corso del 47esimo chilometro viene raggiunto da altri due atleti. Sono infatti in tre, si tratta ovviamente di Tommaso Fiaschi, insieme a lui con il numero 63 è Diego Lombrichi, ci aveva provato anche in precedenza l'atleta del Veloclub Seano One a riportarsi su Fiaschi, con loro dorsale 29 Daniel Savini del gruppo ciclistico romagnano, che aveva raggiunto proprio nelle immagini che avevamo visto in precedenza l'atleta del Veloclub Seano One. Questo è il terzetto al comando, buono l'accordo, siamo al passaggio da Traversagna, gruppo segnalato a 24 secondi. Adesso andiamo ad affrontare per la seconda volta, infatti mancano due giri al termine, uno con la salita e l'altro con la discesa, la
salita, vi dicevo, con la salita verso il colle di Buggiano. Colonna prova adesso Yuri Colonna a forzare i tempi perché l'azione davanti ha guadagnato 25 secondi e vi ricordo che tra gli uomini che sono davanti Tommaso Fiaschi è sicuramente quello che fa più paura con la maglia del gruppo sportivo Iperfinish, e quindi dovranno cercare in tutti i modi di riportarsi sulla testa della corsa. Vediamo adesso Salvatore Morale che allunga qualche metro di vantaggio per l'atleta con la maglia di leader della challenge Piero Frosini, atleta siciliano. Alla sua lotta si porta un atleta in casacca gruppo ciclistico romagnano, non riusciamo a scorgere il dorsale, ci sembra dalla Sagoma Ricci, poi arriva anche Albanese della ciclistica figlinese. Questo è il terzetto che insegue ed era proprio Ricci con il numero 30 di gara, Gabriele Ricci del gruppo ciclistico romagnano. Cambi regolari all'inseguimento del terzetto al comando, come vedete c'è accordo, c'è tutto l'interesse di ricucire lo strappo prima che sia troppo tardi, e quindi ci stanno provando a riportarsi sulla testa della corsa questi tre corridori. Adesso Albanese a fare l'andatura con i colori della ciclistica figlinese, e tra non molto inizierà la salita verso il colle di Buggiano. Il gruppo è ancora pilotato da Yuri Colonna, che prova in tutti i modi, non si arrende. L'atleta del gruppo sportivo Pozzarello prova in tutti i modi di riaprire la situazione, in quanto adesso gli uomini pericolosi davanti sono più di uno, e quindi deve cercare in tutte le maniere, ma come vedete la guardia di Giannelli, di Gabriele Giannelli, è forte alle sue spalle. Ovviamente non darà cambi il corridore massese del gruppo ciclistico romagnano, in quanto lì davanti c'è il suo compagno di squadra Gabriele Ricci. Eccolo qua Giannelli, numero di gara 28, poi ancora le maglie dell'Iperfinish, anche loro probabilmente resteranno passive. E salutiamo Fabrizio Falconcini in servizio informazione in corsa. Noi torniamo davanti, inizia la salita, in testa alla corsa ancora il terzetto che avevamo visto in precedenza con Savini, con Fiaschi. Sembra aver perso contatto, qualche metro di distacco per il corridore invece della Velo Club Seano One, Diego Lombrichi. Buona per il momento l'andatura imposta da Savini, dorsale di gara numero 29, qualche metro di distacco per Lombrichi, ma ci sembra ancora in grado di tenere il passo dei due al comando, ed è Fiaschi adesso che si porta in testa alla corsa, in testa al terzetto. E destra, attenzione perché dietro stanno rientrando in due, è l'azione di Salvatore Morale insieme a Gabriele Ricci che si stanno riportando sul terzetto al comando, quindi 5 uomini al comando. Arriva Salvatore Morale con il numero 38 del club Pozzarello 2000 e si porta proprio nelle primissime posizioni del quintetto con un bravissimo Gabriele Ricci alla sua lotta. E Gabriele Ricci e Salvatore Morale, una volta raggiunta la testa della corsa, proseguono di buona lena e proseguono verso il Gran Premio della Montagna. Si volta Salvatore Morale, davvero ottima la sua azione in salita, aveva già staccato tutti alla Coppa Rinascita nella salita verso Vico. Seconda posizione per Ricci. E poi ancora troviamo Fiaschi con il numero 45, maglia del gruppo sportivo Iperfinish. Intanto dietro gli altri due atleti hanno perso leggermente contatto. Ci voltiamo per fare il punto della situazione. Infatti sono in difficoltà sia Savini che Lombrichi, hanno perso contatto. Quindi questi due atleti che insieme a Tommaso Fiaschi componevano la testa della corsa fino a qualche istante fa. Poi l'arrivo di Salvatore Morale e Gabriele Ricci, a loro è riuscito a tenere il passo Tommaso Fiaschi, non ci sono riusciti invece Diego Lombrichi e Daniel Savini. Noi torniamo in testa e sta forzando decisamente i tempi Salvatore Morale, adesso guadagna qualche metro di vantaggio nei confronti di Gabriele Ricci e Tommaso Fiaschi. Splendida l'azione del corridore siciliano composto in salita, sempre seduto sulla sella, il corridore con la maglia della leader della challenge Piero Frosini, che si accorge della difficoltà
dei compagni di fuga ed allunga ancora nel tratto più impegnativo della salita. Davvero buona l'azione di questo atleta siciliano, si volta a controllare il vantaggio nei confronti dei due atleti che facevano parte con lui del fuggitivo, del gruppetto dei fuggitivi. Adesso mette anche il rapporto più impegnativo, il 52 nella moltiplica davanti, ed ha fatto il vuoto Salvatore Morale del Pozzarello Club 2000. Noi ci fermiamo per fare il punto della situazione. Arrivano adesso Fiaschi e Ricci, arriva adesso Lombrichi del Velo Club Seano One. È la volta di Daniel Savini del gruppo ciclistico romagnano. Riparte intanto Fabrizio Falconcini, arriva adesso Giannelli con Colonna e Albanese al passaggio dal Gran Premio della Montagna. Poi le maglie del Mobiliari Ponzacco, adesso arriva Biondi della Polisportiva Mille Luci, e poi tutti gli altri che facevano parte del gruppetto degli uomini al comando. Presente in questo gruppo anche Daniel Gocai, sempre con la maglia della Mille Luci. Con il 53 invece troviamo Corrado Calafiore del Mobilieri Ponzacco, con il 61 Alessandro Brunetti del Velo Club Seano One. Noi risaliamo con la nostra telecamera per fare una panoramica completa sulla testa della corsa. Troviamo ancora un terzetto, la maglia dei Mobiliari Ponzacco, dorsale 49 per Gianni Puggi, il 41 invece è Davide Masi, il numero 6 è Fabio Cammelli. Poi abbiamo visto per un attimo Albanese, adesso risaliamo ancora con la nostra telecamera. Abbiamo un terzetto, infatti Daniel Savini è stato raggiunto da Yuri Colonna e Gabriele Giannelli, il terzetto inquadrato. Poi la coppia composta da Tommaso Fiaschi e Gabriele Ricci, che insegue il fuggitivo solitario al comando, ormai all'ingresso nell'abitato di massa e quindi in vista dell'inizio vero e proprio della discesa. Salvatore Morale, dorsale di gara numero 38 e maglia del leader della challenge Piero Frosini. Davvero splendida l'azione del corridore siciliano. Sta per iniziare il tratto vero e proprio della discesa che misura un paio di chilometri, quella tecnica vera e propria. Svolta a destra in questo momento, inizia il tratto di discesa, un paio di tornanti a caratterizzare questo pezzo in discesa. Poi si arriverà nella frazione di Vangile. Eccola qua l'azione di Salvatore Morale, non brillante come in salita. Nel tratto in discesa il corridore siciliano frena in corrispondenza di questo tornante, non riesce a far scorrere la bici a dovere. Comunque ha un vantaggio di una ventina di secondi nei confronti dei più immediati inseguitori, che sono ancora i due all'inseguimento, vale a dire Tommaso Fiaschi e Gabriele Ricci. Noi intanto siamo al termine della discesa, nell'ultimo lungo rettilineo in falso piano. Si riescono a raggiungere le velocità maggiori in questo frangente, ormai in direzione Vangile, con Salvatore Morale che ne approfitta per mettere gli occhiali da sole. In discesa quindi verso Vangile Salvatore Morale, Pozzarello Club 2000, il suo vantaggio 20 secondi nei confronti della coppia formata da Tommaso Fiaschi e Gabriele Ricci. Ormai in termine della discesa per Salvatore Morale, si volta a controllare la situazione. Noi adesso andremo a fare il punto. Intanto gli atleti della Giuffredi Verilegno Fabiani, la formazione nella quale milita nella formazione femminile professionistiche Rossella Ratto, mentre quella era una rappresentanza del folto gruppo di amatori che segue la Giuffredi Verilegno Fabiani. Siamo ancora con il fuggitivo al passaggio da Traversagna, 20 secondi di vantaggio nei confronti di Fiaschi e Ricci. Poi arriva un atleta del Velo Club Seano One, eccolo qua inquadrato. Andiamo a vedere di chi si tratta. Si tratta del dorsale di gara numero 63, vale a dire Diego Lombrichi, che faceva parte della testa della corsa insieme a Fiaschi e Savini in precedenza. Sta tenendo bene l'atleta del Velo Club Seano One, anche se dietro, con un ritardo di appena 10 secondi da questo atleta e con un ritardo di una cinquantina di secondi dalla testa della corsa, è segnalato il plotone che è forte di una decina di unità, non di più. C'è stata una notevole selezione nella doppia ascesa al colle di Bugiano, e allora noi torniamo in testa, torniamo nella coppia che insegue la testa della corsa. Tommaso Fiaschi e Gabriele Ricci non si danno per vinti, infatti
Fabrizio Falconcini ci segnala adesso 15 secondi di ritardo per questi due atleti. Ancora non è scontato il successo di Salvatore Morale, quindi ce la stanno mettendo davvero tutta i due atleti toscani per fronteggiare il forte siciliano della Pozzarello Club 2000, che ritorniamo ad inquadrare nella zona dell'Ipercop di Montecatini Terme. È ancora buona la sua pedalata, ma dietro stanno recuperando. I due sono sicuramente ottimi passisti e quindi stanno facendo valere le loro doti. Poi c'è ovviamente un perfetto accordo tra Gabriele Ricci e Tommaso Fiaschi. Comunque non demorde Salvatore Morale, posizione per lui con disteso sulla bici nel tentativo di prendere meno vento possibile. Sta spingendo ancora molto bene il corridore siciliano della Pozzarello Club 2000 in questo epilogo della 61esima Coppa Giancarlo Bonecchi, sesta Coppa Morello Bonecchi, quinto Memorial Moreno Luchi e terza Coppa Giulio Stefanelli. Eccoli qua gli inseguitori: Gabriele Ricci inquadrato in questo momento e Tommaso Fiaschi, che stanno per riaccodarsi a Salvatore Morale. Infatti meno di 10 secondi di vantaggio per l'atleta siciliano, e questo è sicuramente un momento felice per i due che inseguono. Lo vedono ormai a circa 50 metri davanti a loro, quindi un bel inseguimento portato a termine dalla coppia formata dall'atleta del gruppo ciclistico romagnano Gabriele Ricci e dell'atleta del gruppo sportivo Iperfinish Tommaso Fiaschi, che adesso si riportano sulla testa della corsa. Quindi si forma un terzetto al comando. Salvatore Morale con la maglia della Pozzarello Club 2000, è stato raggiunto insieme a lui Gabriele Ricci con la maglia del gruppo ciclistico romagnano, dorsale di gara numero 30 per Ricci, dorsale 45 per Tommaso Fiaschi, gruppo sportivo Iperfinish. Il terzetto al comando, mentre all'inseguimento troviamo ancora il corridore del Velo Club Seano One Lombrichi, che però è seguito davvero a pochi secondi dal gruppetto dei più immediati inseguitori, quindi tra non molto potrebbe essere raggiunto da questo terzetto che vediamo adesso inquadrato, formato dal numero 41 Davide Masi. Insieme a lui abbiamo visto Gabriele Giannelli con il dorsale di gara numero 28, eccolo qua, e con il numero 6 Fabio Camelli del gruppo sportivo Pozzarello. Ecco il terzetto con Giannelli in prima posizione nel tentativo di ricucire lo svantaggio nella testa della corsa, che è nell'ordine dei 45 secondi, e nei confronti del corridore che si trova tra i tre al comando e questi tre che inseguono, vale a dire Diego Lombrichi. Noi torniamo in testa sul terzetto che guida la Coppa Giancarlo Bonecchi. Ormai ultimi chilometri di gara, è Tommaso Fiaschi a fare l'andatura, il forte atleta del gruppo sportivo Iperfinish. C'è da ricordare che tra gli uomini al comando nel terzetto, quindi che vediamo adesso inquadrato, ben due sono i primi anno, vale a dire Salvatore Morale, che è nato il 13 agosto del 1997, 22 giugno invece la data di nascita sempre del 97 per Tommaso Fiaschi. Gabriele Ricci invece è un secondo anno, è nato il 24 gennaio del 1996 e lo vediamo adesso a fare l'andatura con il dorsale di gara numero 30. Viene rilevato da Tommaso Fiaschi. Già molti piazzamenti per Fiaschi in questo inizio di stagione, manca la vittoria al corridore senese che milita nel gruppo sportivo Iperfinish, mentre ha già vinto Salvatore Morale, ha già vinto in Toscana, ha vinto la Coppa Rinascita a Monsummano Terme. Adesso Gabriele Ricci, anche per lui già vittorioso in questa stagione, e stanno andando d'accordo in testa alla corsa. Il vantaggio nei confronti degli inseguitori sale quindi salgono quindi le possibilità di raggiungere il traguardo per gli uomini che vediamo adesso inquadrati. Il terzetto che a questo punto verosimilmente andrà a giocarsi il successo nel finale di corsa. Prova ad allungare Tommaso Fiaschi, si mantiene in seconda posizione Salvatore Morale. Siamo a circa 2 km dalla conclusione, come vedete terza posizione si mantiene Gabriele Ricci. Adesso curva a sinistra in questa rotonda con Fiaschi, Morale e Ricci. Siamo a circa 2000 metri dalla conclusione. Tra non molto dovremo incontrare anche il cartello dell'organizzazione che segnala proprio l'avvicinarsi del traguardo.
Ecco l'ultimo chilometro con la corsa, con la 61esima Coppa Giancarlo Bonecchi in testa, vediamo Tommaso Fiaschi, seconda posizione per Salvatore Morale, terzo Gabriele Ricci. Sono tre atleti sicuramente di spessore che vanno a giocarsi la Coppa Giancarlo Bonecchi, tre atleti che scriveranno il proprio nome, uno di loro scriverà il proprio nome nel prestigioso Albo d'Oro della corsa organizzata dal gruppo sportivo Giancarlo Bonecchi. In testa ancora a fare l'andatura Tommaso Fiaschi, si sposta per cercare un cambio da Salvatore Morale ma non lo ottiene. Terza posizione si mantiene invece Gabriele Ricci. Stiamo vivendo queste fasi di studio nel finale, stiamo per entrare nell'abitato di Traversagna. È un lungo rettilineo che potrebbe trarre in inganno alcuni atleti, perché l'arrivo si vede quando mancano già 5 km alla conclusione. Attenzione, sta per partire lo sprint. Gabriele Ricci prova a lanciare la volata, forse è partito troppo presto sia Ricci che Fiaschi. Si mantiene invece in seconda posizione Salvatore Morale, adesso spunta Morale con Fiaschi. È una testa a testa finale con l'atleta siciliano che sembra in vantaggio e va a vincere Salvatore Morale della PAD Pozzarello Club 2000 davanti a Tommaso Fiaschi del gruppo sportivo per finish, terzo Gabriele Ricci della Romagnano, quarto posto arriva adesso Giannelli sempre della Romagnano, quinto Diego Lombrichi del Velo Club Seano One. Sesta posizione, volata a 2 tra Davide Masi e Fabio Cammelli che giungono nell'ordine, e poi quindi lasciamo sfilare anche Fabio Cammelli del gruppo sportivo Pozzarello. Attendiamo anche l'arrivo degli altri atleti ed è Yuri Colonna con la maglia del gruppo sportivo Pozzarello che anticipa un drappello che si giocheranno in volata l'ottavo, il nono posto e il decimo. Adesso arriva Yuri Colonna che quindi conclude in ottava posizione ad 1 minuto e 50 dal vincitore. Nona posizione invece per Daniel Gocai della Polisportiva Mille Luci davanti a Vincenzo Albanese della ciclistica figlinese. Quindi vittoria di Salvatore Morale, secondo successo stagionale dopo quello ottenuto sempre in provincia di Pistoia alla Coppa Rinascita. Secondo posto per Tommaso Fiaschi, non vuole proprio arrivare la vittoria per il corridore del gruppo sportivo Iperfinish. Terza posizione per Gabriele Ricci del gruppo ciclistico romagnano. Andiamo con le interviste del dopocorsa. Salvatore Morale, la Toscana ti porta davvero bene, dopo il successo alla Coppa Rinascita un'altra vittoria. Te la stai cavando alla grande in terra toscana e te la stai cavando alla grande nella memoria Piero Frosini. Sì, sono andato davvero forte oggi, la gamba c'era, in salita sono andato solo, poi mi hanno ripreso e ho fatto una gran volata, non credevo di farcela, ma alla fine ci sono riuscito. Hai staccato tutto in salita, poi ti hanno raggiunto. Chi temevi di più tra i due che erano con te? Temevo di più Tommaso Fiaschi, che va forte in salita e anche molto bravo in volata. Una stagione per te alla grande, diciamo, la prima stagione nella categoria allievi sta già regalando grande soddisfazione. Sì, quest'anno stiamo andando davvero forte, speriamo di continuare così fino alla fine. Una dedica per questa vittoria? La dedico al mio DS, Santo Tavana, che mi ha aiutato fino adesso a farmi migliorare sempre di più, la dedico a lui. Presidente del gruppo sportivo Pozzarello, affiliazione toscana, mentre il ragazzo Salvatore Morale corre per l'affiliazione siciliana, però sono grandi soddisfazioni, ormai una partnership che va avanti da tanti anni. Sì, questo ormai andiamo avanti dal 2002, anzi 2001 siamo arrivati, quindi sono già 11 anni che facciamo questa affiliazione giù e devo dire che ogni tanto, diciamo ogni tanto, non sempre, ci passa dei ragazzi interessanti, di cui questo è veramente un ragazzo interessante. L'unico peccato che c'è è che questo ragazzo giù corre pochissimo, se non vado errato ha fatto 3-4 gare, quindi tu puoi immaginare come è penalizzato. Comunque va bene così perché magari viene sfruttato al minimo. Questo è un ragazzo che a vedere le prime avvisaglie ha veramente delle doti eccezionali. Marco Mazzaccheri, assessore e rappresentante dell'amministrazione comunale di Massa e Cozzile, non è voluto mancare alla Coppa Giancarlo Bonecchi, 61esima edizione, una classica, una festa per tutta la frazione di Traversagna. Sì, 61esima edizione e il numero è significativo perché sono veramente tanti anni, è una classica
e anche quest'anno mi sembra che l'organizzazione sia andata molto bene. Al momento abbiamo, come dire, trovato una bella giornata, quindi ottimamente riuscita questa edizione. Sono contento e mi auguro che ora l'impegno che hanno messo tutto il gruppo di volontari che si impegnano per questa manifestazione già alla prossima, il pensiero deve essere rivolto alla prossima. Gerardo Giuntoli, presidente dell'Unione Sportiva Giancarlo Bonecchi, 61esima edizione della Coppa Giancarlo Bonecchi, tutto alla perfezione, un grande vincitore alla seconda vittoria stagionale e alla seconda vittoria nel Memorial della Challenge Piero Frosini. Insomma, un bel risultato. Sì, questo ragazzo che è venuto dalla Sicilia mi ha impressionato perché ha fatto la corsa a 5 km, questi Fiaschi e Ricci l'hanno ripreso e in ogni modo lui l'ha ribattuto poi anche in volata, quindi onore a questo ragazzo perché sinceramente ha fatto tutto lui la corsa. Pertanto io dico che la 61esima Coppa Giancarlo Bonecchi si archivia con un buon risultato sia dal numero di partenti che dalla gara combattuta, anche se il percorso presenta l'asperità del Colle di Buggiano per gli allievi, insomma è abbastanza impegnativo e pertanto questo ragazzo è già la seconda vittoria, è in testa alla speciale classifica della Challenge Piero Frosini, è al primo anno di categoria, quindi tutti i presupposti che questo ragazzo stia promettendo bene per il futuro ci sono tutti. Facciamo un applauso a Salvatore Morale, ma un applauso lo facciamo anche a tutto il gruppo di volontari dell'Unione Sportiva Giancarlo Bonecchi, ai partner che vi sono a fianco e all'amministrazione comunale. Vabbè, quello io l'ho già detto prima anche per microfono, ma lo ripeto ben volentieri davanti alla televisione. Sono contento come presidente che sia andato tutto bene. Problemi non ce ne sono stati, il percorso è stato selettivo naturale, però in ogni punto del percorso era ben coperto da tutti i nostri volontari, quelli della VAP, guardie comunali, dall'amministrazione comunale, i motociclisti dell'OSCIP, quindi io come presidente sono più che soddisfatto. Presumo che anche chi ha visto che abbiamo fatto tutte le cose nel rispetto delle norme.